E allora eccoci qua per il nostro spazio dedicato al memento, le cose da ricordare, i fatti e le opere incompiute oppure che si stanno facendo ma che hanno tanti problemi sui quali appunto noi vogliamo tenervi aggiornati. E questa sera, Ermanno, torniamo a parlare del Mose. Sì. Parliamo del Mose perché non è mai finita. Il Mose presenta delle altre problematiche che ovviamente c'erano anche prima ma che non si erano ancora scoperte, e adesso piano piano vengono fuori tutte le magagne di questa mostruosa opera che è costata fino adesso, ma non è finita, 5 miliardi e mezzo, forse di più. Non sono stati demoliti i cantieri, quindi era obbligo del costruttore demolire i cantieri, quindi ci vorrà altri miliardi, ma solo per gestirla, anche se non funziona, costerà 300 milioni all'anno. 100 milioni all'anno, 100 tra gli milioni 80 e all'anno. i 100 milioni all'anno. 100 milioni all'anno vuol dire, perché 100 milioni in euro suona sempre poco. 100 milioni sono 200 miliardi di vecchie lire, no? Una volta con 200 miliardi facevano l'autostrada. 5 miliardi e mezzo sono 10.000 miliardi, era una manovra economica all'epoca quando la lira erano miliardi, anche adesso. Allora non si capisce perché andiamo in questa direzione, e proprio per questo abbiamo richiamato il nostro ospite ormai. Sì, certo, l'ingegner Vincenzo Di Tella. Il professor Di Tella. Allora, cosa sta succedendo al Mose? Cosa è successo? Di questi giorni, no? È stato annunciato l'uscita di un libro che però non è ancora in libreria, noi lo stiamo aspettando con molto interesse, che pubblica delle cose note agli addetti ai lavori, che però il pubblico non conosceva, e sono queste crepe che sono state fotografate. Adesso qui c'è questa slide che si vede molto chiaramente, no? Dei moduli durante la fase di costruzione. Quindi le crepe sui cassoni, di cemento armato. Ecco, per i telespettatori ricordiamo magari più o meno che dimensioni hanno questi. Dunque, anche qui non ci sono tutti i numeri, però si dice che al di sopra del 10%, quelle che sono un 10-15% di queste crepe hanno dimensioni maggiori a 0,15 mm. 0,15 mm che significa che può centrare un foglio di carta dentro. No? Ecco, che tipo di problematiche potrebbero... Allora, io voglio premettere che non sono un progettista di cemento armato, però conosco quelle che sono le norme dei registri di classificazione delle strutture in cemento armato, in particolare quelle che sono state installate nel Mare del Nord. Ci sono delle piattaforme di produzione in cemento armato, dove i registi avevano imposto delle norme, delle procedure molto stringenti, perché lì si trattava di una struttura che deve avere una vita di 10, 15, 20, massimo 25 anni. Qui parliamo di strutture che devono avere una vita di 100 anni, e quindi diciamo questi requisiti dovevano essere molto più stringenti. Quello che succede quando ci sono queste cricche, è detto molto chiaramente, che siccome l'acqua all'intorno è in pressione, quell'acqua si insinua nel cemento e si genera questa che in termini tecnici viene chiamata pore pressure, la pressione dei pori, cioè quest'acqua si infila nei pori del cemento e arriva, dove trova la strada, cioè non si sa dove arriva infatti. Però sicuramente, siccome ci sono tutte le armature che sono abbastanza vicine, saranno 10 centimetri di distanza, lì ci arriva l'acqua, e arrivando l'acqua salata sulle armature c'è un problema di corrosione. Ora, sì, allora. Quindi diciamo che è qualcosa che sicuramente non comporterà il cedimento di queste strutture in breve termine, perché voglio dire, prima che si corrode l'acciaio eccetera eccetera, e poi bisogna vedere quale parte della struttura è interessata in questo. Purtroppo non ci sono informazioni tali da poter dire qualcosa di meglio. Di certo è una situazione grave, perché la lunghezza di queste crepe è lunga, cioè non si tratta di crepe superficiali piccole, sono abbastanza estese. Sono crepe estese, profonde, e sappiamo, perché naturalmente
questi cassoni non vanno in acqua dolce ma vanno in acqua certo, salata. Certo. Allora qual è il fenomeno della struttura in metallo che sta dentro il cemento armato? Si chiama appunto cemento armato perché ha un'armatura in ferro che collega il ferro a una caratteristica e il cemento un'altra, messi insieme determina una capacità di contenimento della massa che naturalmente è positiva per, per la funzione che ha. Ma il problema è che quando l'acqua a pressione si infiltra dentro fa sì che si ossidi il ferro. A questo è la punto, cosa più semplice che succede. A questo punto il ferro cresce e quindi rompe ulteriormente il cemento. Questo lo vediamo in tutti i nostri balconi, no? Sì, esatto. Ecco, l'acqua continua a entrare dove si è infiltrato il... e lì continua naturalmente questa spaccatura, non finisce mai. Allora, qual è questa ferita del cemento è essenziale, cioè è pericolosa oppure è una cosa superficiale? Allora, dicevo che qui bisogna capire bene, perché adesso non ci sono elementi tali da poter fare una diagnosi completa, perché bisogna capire per esempio se è dovuta a un ritiro naturale, cioè una struttura di cemento nel momento in cui consolida diminuisce anche di volume, quindi ma al momento in cui consolida io devo continuare a tenerla umida, perché il cemento tende ad incamerare naturalmente l'acqua. Vedo che quindi la problematica è perché non crepi il cemento, devo tenerlo umido, devo tenerlo bagnato. Allora, e questo è il problema, oppure un altro problema, per esempio a me mi sorprende molto il fatto che per esempio vedendo quel cassone le crepe la maggior parte sono sul fondo. Certo. La parte bassa. E quindi la parte bassa. È la parte più pericolosa. No, secondo me, per esempio, però ripeto, questa è un'ipotesi che non vorrei neppure fare, però viene naturale dire ma perché lì? Perché lì c'è una condizione di carico durante quella fase di costruzione che è diversa dalla condizione in cui i cassoni lavorano. Certo. Nel momento in cui quando i cassoni lavorano c'è una pressione uniforme su tutta la struttura che penso sia stata calcolata e penso sia stata anche calcolata bene, voglio dare atto a queste cose qui. Però in fase di costruzione la struttura è sottoposta a carichi diversi perché è sopportata soltanto in certi punti del fondo, non appoggia completamente sul terreno. E in più poi, come sappiamo... Quindi nel momento del getto si può essere in qualche maniera... No, man mano che si butta il getto, cambiano sul getto le condizioni di carico, che all'inizio c'è un carico, poi lei costruisce ancora, eccetera, e quindi le forze che vanno a scaricarsi su questi appoggi aumentano sempre, e lì ci possono essere delle deformazioni che si sono verificate. Però è una ipotesi su cui se lei mi dice di scommettere, io non scommetto, voglio leggere quello che è scritto in questo libro per cercare di capirne un po' di più. Certo non è una cosa da sottovalutare. Ecco, senta... se volevo dire un'altra cosa, questi qui siccome sono stati consulenti del consorzio, gli autori di questo libro, nel momento in cui evidenziano questo fatto, questi difetti, avrebbero dovuto anche dire cosa è stato fatto o cosa pensano di fare, perché non si può lasciare così. Quindi non basta denunciare le deficienze, ma bisognerebbe anche dire cosa fare. Loro sono stati consulenti del consorzio, quindi dovrebbero dare maggiori indicazioni. Purtroppo oggi questo ci vuole più trasparenza in queste strutture perché poi chi le eredita sappia gestirle. Sì, perché per esempio questa è un'altra notizia sempre sui giornali, per cui ripeto, va preso sempre col beneficio per me fa riferimento a questo libro quando esce, infatti noi l'abbiamo prenotato e penso che i primi della settimana dovrebbe arrivarci, eccetera. Cioè, sembra che ci sia già nel tunnel di Chioggia delle infiltrazioni, delle umidità. Ora, a 2 anni dell'installazione, 2 o 3 anni dell'installazione, e fra 10 anni, 20 anni? Certo,
Diciamo che è un problema che si aggiunge a tutti quanti gli altri problemi del Mose, che voi avete peraltro già segnalato. Lei ha realizzato un libro, tra l'altro, certo, no? Sì. No, ma recentemente poi ci siamo rivolti direttamente a questo nuovo ministro. Gli abbiamo mandato una mail facendo presente quelli che sono questi problemi irrisolti del Mose, perché noi ci troviamo di fronte a quello che io definisco il paradosso del Mose. Sì. Che cos'è questo paradosso? Cerco di spiegarlo in modo che tutti quanti lo possano capire. Se noi dovessimo fare affidamento su quello che è scritto, che è venuto fuori dai documenti del Consorzio Venezia Nuova, dovremmo dire che le paratoie sono dinamicamente instabili e quindi non sono progettabili, e quindi bisognerebbe fermare il progetto, perché io non posso mettere in funzione qualcosa che non so come funziona. Certo. Dice, posso fare delle prove, io non posso aspettare un'opera che è costata quella cifra, che costerà ancora molto di più, deve essere messa in funzione se io ho motivi seri di ritenere che funziona, ma deve funzionare veramente. Non speriamo che funzioni. No? Quindi se io dovessi fare affidamento su quello che è pubblicato, dovrei dire che bisognerebbe fermare il progetto. Perché loro dimostrano che le paratoie sono instabili, non si sa come si muovono, quando si muovono e di che spostamenti sono le oscillazioni, non si sa. Però cosa succede? Succede questo, ma cosa è successo? Perché ormai le vacche sono uscite dalla stalla, no? Come si dice secondo un detto popolare. Chi ha fatto queste prove, perché poi il progetto è stato fatto solo su prove, su modello, dimostrano proprio di non avere proprio una conoscenza minima di quelle che sono le regole della modellazione in vasca di queste cose. Cioè, hanno sbagliato tutto. Per fare un esempio che credo che chiunque possa capire, non hanno modellato la massa della paratoia. Cioè, faccio un esempio concreto che possiamo capire tutti. Io devo fare delle prove di crash per le macchine, per le auto, sappiamo che si fanno queste prove di crash, no? Per vedere l'integrità delle strutture, eccetera, eccetera. In queste prove è fondamentale la massa del veicolo, certo. No? Oltre alla forma. Cosa hanno fatto nella paratoia del Mose che è stata modellata qui a Volta Barozzo? Hanno fatto la sagoma esterna del Mose, quindi faccia conto, una bella sagoma di una Mercedes, no? O di una Jaguar, una bella macchina di quelle belle potenti, e poi ci mette dentro la massa della Topolino. Diciamo, il materiale che compone una porta, una paratia del Mose non corrisponde a quella del modello. Il peso, la massa, quella che partecipa certo. al modo della paratia, non è... In più, quelle vasche con cui hanno fatto le prove sono talmente piccole che non permettono di simulare le condizioni di mare vero che agisce sulle paratoie, e altre cose che adesso non vorrei continuare, perché sennò torneremo no, ad ma occuparci. Veramente la gente allora quando non mi tornerà il libro, quando arriverà il libro lo leggeremo e lo commenteremo assieme con i nostri telespettatori, perché quello che è importante è dare delle notizie e dare delle informazioni ai telespettatori, perché si finisca di raccontare sempre delle Quindi grandi... diciamo che nonostante, ripeto, ci siano delle informazioni per cui si direbbe che le cose non funzionano, purtroppo non lo possiamo dire, qui diciamo il paradosso, no? Non lo possiamo dire perché quello che è stato fatto non è ingegneristicamente coerente. Cioè, è incredibile, abbiamo speso quella massa di soldi. Certo. E non sappiamo come si muovono le paratoie. Questo, attenzione, questo non è soltanto uno scandalo di poca funzionalità, siamo punto a capo. Venezia sta peggio di prima, perché abbiamo detto già l'altra volta che per mettere tutte le paratie in parallelo, no? Abbiamo dovuto scavare il fondo, e quindi abbiamo aumentato la portata dell'acqua che entra in laguna di tutte e tre le bocche di porto. E che esce soprattutto, quindi si porta via tutti i residui solidi. Quindi la quantità di acqua che entrava e usciva prima del Mose era molto meno, e quindi Venezia era meno a rischio. Oggi abbiamo un Mose che forse non funziona, che però già i suoi effetti negativi ce l'ha.
Esatto, ma si porta dietro appunto questi effetti negativi. Beh, torneremo ad occuparci del Mose, perché chiaramente la storia non è ancora finita. Invece la ringraziamo della sua presenza qua in studio. Invece adesso diamo la parola al dottor Vincenzo Cordiano, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera dottor Cordiano. Sì, buonasera a voi. Buonasera. Allora, per parlare di un'altra questione importante per il Veneto, ed è quella dell'inquinamento da PFAS, Ermanno. Sì. Allora, dottor Cordiano, siamo arrivati al punto che abbiamo trovato un altro inquinante, quello che viene chiamato GenX, è così? Sì, GenX è una sigla, il nome commerciale per una molecola che appartiene alla categoria dei cosiddetti PFAS forti, cioè quelli con meno di 8 atomi di carbonio, che dovrebbero rimpiazzare le molecole più tossiche, il PFOA e il PFOS, che sono state scandite dalla produzione ormai da più di 15 anni e il PFOA da 30 anni. Ecco, senta, allora questa qui è una novità ed è stato trovato sempre nell'area interessata dall'inquinamento da PFAS appunto dell'Alto Vicentino. Che molecola è e cosa serve? Il GenX è stato proposto dalla DuPont in sostituzione del PFOA, un atomo, cioè una molecola con 8 atomi di carbonio, dopo che appunto questo era stato deciso che venisse eliminato dalla produzione in quanto molto tossico e quindi viene utilizzato come sostituto a tutti gli effetti di questa molecola. Viene prodotta dalla DuPont negli Stati Uniti e in Europa solo in un impianto in Olanda. In Italia ci arriva perché c'è un accordo tra la DuPont e la DuPont che permette a quest'ultima di trattare i rifiuti provenienti dall'impianto industriale di Dordrecht in Olanda e qui a Trissino questi rifiuti vengono trattati, il GenX viene estratto e poi viene recuperato, riciclato e riutilizzato per gli scopi comuni, mentre quello che rimane poi come fanghi viene portato in discarica o distribuito nei depuratori, insomma, come succedeva per gli altri PFAS. Ecco, senta, è una molecola nuova, è relativamente nuova perché ormai è stata proposta da più di 20 anni, però non esistono ancora studi sull'uomo. Sappiamo però dagli studi presentati dalla DuPont, sono oltre 15, che ha gli stessi effetti collaterali sui topi, anche come cancerogenicità del PFOA, anzi sembrerebbe addirittura più tossico di questo perché uno dei pochi pubblicati indipendenti da ricercatori dell'Università di Stoccolma dimostrano che questo GenX si accumula, è presente in maggiori concentrazioni rispetto al PFOA nel sangue e anche nei tessuti. E negli animali dove è stato sperimentato, anche dalla stessa DuPont, produce tumori di vario tipo, come il tifo, soprattutto al rene, al testicolo, all'ovaio e malattie della tiroide, alterazione del colesterolo, tipiche praticamente di tutti i PFAS. Ecco, senta però, dottor Cordiano, questo è un altro, dobbiamo prepararci a trovare altre sostanze ancora, altre molecole, secondo lei? Sì, allora, secondo un recente studio dell'importante organizzazione internazionale, i PFAS sarebbero 4.730, ne hanno classificati 4.730 e ricordo che qui nel Veneto, come nel resto in altre parti del mondo, vengono dosate e ricercate soltanto una dozzina. Quindi il fatto di trovare uno o l'altro dei PFAS non sorprende più di tanto perché, ripeto, nell'ambiente è stato ormai stimato che ce ne sono oltre 4.000 di queste molecole. Ecco, prodotte ad hoc dall'industria per i propri usi, il resto si forma per degradazione, per trasformazione di queste molecole principali una volta che vengono immesse nell'ambiente.
Quindi il processo di trasformazione di queste molecole, una volta appunto che vengono rilasciate in acqua, in aria e nel suolo, è soltanto poco conosciuto, perché appunto si possono formare molecole che noi non conosciamo, non sappiamo e non si può prevedere quante se ne formino. Certo. Senta, guardi, noi abbiamo messo un titolo, abbiamo messo PFAS inquinati per sempre. Il Veneto, possiamo dire che in questo momento è una situazione difficile in quella zona? Sì, anche se per quanto riguarda l'acqua potabile, in effetti almeno per gli PFAS che vengono cercati e trovati, può dire che per alcuni effettivamente è stato raggiunto l'obiettivo di PFAS zero, o almeno prossimo allo zero, cioè al di sotto del limite rilevabile dalle tecniche che noi abbiamo oggi a disposizione. Altre, quelle a corta catena, si trovano, ma sicuramente molto in concentrazioni di gran lunga inferiori rispetto a quelle del 2013. Però bisogna ribadire che dal punto di vista della tutela della salute l'unico limite effettivamente in grado di tutelare la salute umana e ambientale è zero. Queste molecole non devono essere presenti nell'ambiente, nel sangue, in quanto sono molecole estranee all'organismo, alla natura, sono state inventate dall'uomo. Prima del 1940 queste molecole non esistevano, quindi non è naturale che siano nel nostro sangue, nei nostri tessuti. Certo, certo. Se l'industria volesse, io non sono un esperto, però credo che ormai c'è la tecnologia per consentire a queste industrie di produrre queste molecole che effettivamente, bisogna riconoscere, sono indispensabili per la vita moderna che noi conosciamo, insomma, a meno che ammettendo che questo sia un reale progresso. Quindi senza questi PFAS non ci sarebbe stata probabilmente la bomba atomica, ma non ci sarebbero anche i razzi, i viaggi nello spazio, non ci sarebbero molecole o prodotti che sicuramente ci aiutano a vivere meglio, che hanno migliorato la qualità di vita. Certo, certo. E quindi penso che sia la tecnologia di permettere di produrre, ma evitando che queste molecole vengano immesse nell'ambiente. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, ci dobbiamo fermare qui, grazie al dottor Vincenzo Cordiano, che è presidente nazionale dell'ISDE, i Medici per l'Ambiente, grazie del suo contributo per fare anche chiarezza su quelle che sono un po' le notizie che sono uscite in questi giorni anche sui giornali. Allora, abbiamo parlato del Mose, abbiamo parlato dei PFAS, due questioni particolarmente, come dire, sentite e critiche qui nel Veneto. Adesso ci fermiamo un attimo, ma torniamo subito con l'ultima parte di TV7 Match e parleremo della politica di questi giorni. A tra poco.